Assessore Santoro, il Comune di Monfalcone è logicamente interessato a sapere quale sarà lo sviluppo della rete ferroviaria per quanto riguarda questa cittadina. Allora, il primo tema in discussione è quello del polo intermodale di Ronchi, quindi che riguarda l'aeroporto e in relazione a questo quale sarà il futuro della stazione di Monfalcone. Cosa possiamo dire su questo tema? Beh, che sono due grandi opere parallele che stanno procedendo. La prima, l'interporto di Ronchi dei Legionari, è evidentemente centrale nella politica regionale. Il RUP, il committente, è l'aeroporto che sta procedendo con la selezione dei progettisti per quanto riguarda la fase esecutiva e quindi siamo a buon punto. Parallelamente RFI ha appena annunciato che ha cantieri aperti nel nodo di Monfalcone per 50 milioni, vuol dire 50 milioni che si stanno spendendo qui a Monfalcone proprio per garantire un'operatività e una sicurezza della stazione e di tutto il sistema di interscambio che valorizzi la quantità e la qualità di interconnessioni che da questa città passano. Quindi le due cose non sono assolutamente interrelate, nel senso che Monfalcone mantiene, anzi forse esalta, la sua vocazione a essere crocevia di strade ferrate della nostra regione. Ecco, però ci sarà certamente un miglioramento anche per quanto riguarda non solo il trasporto passeggeri ma anche quello del trasporto merci sul porto di Monfalcone. Sì, è evidente che stiamo lavorando appunto su tutte e due le fattispecie della politica ferroviaria, sia le merci che i passeggeri, con un progetto di riqualificazione anche dell'accesso al porto di Monfalcone, sul quale appunto ci sono dei tavoli di confronto con un'ottica molto operativa. Io questo voglio dire che la Regione, insieme ai soggetti che realizzano e poi gestiscono queste opere, sta lavorando insieme. Questa necessaria sinergia e non contrapposizione tra soggetti nazionali e l'amministrazione regionale e l'amministrazione comunale è il modello con il quale stiamo portando avanti questa progettazione e che, devo dire, ha già portato una serie di grandi vantaggi come ad esempio i 30 milioni stanziati dal decreto Sblocca Italia del governo proprio per la velocizzazione Venezia-Trieste, 20 milioni dei quali sono proprio in territorio del Friuli Venezia Giulia, che servono a velocizzare i tempi di percorrenza proprio dei treni passeggeri. Ecco, qui vogliamo arrivare, l'obiettivo è di arrivare da Trieste a Milano in meno di 3 ore e 30, ma quali saranno i tempi? Mi pare che manchino però dei finanziamenti, sono arrivati 30 milioni, come dice lei, ma ne occorrono di più. Sì, stiamo appunto investendo tutta una serie di risorse nazionali, come ad esempio 50 milioni su Monfalcone. Per quanto riguarda il reperimento delle altre risorse stiamo lavorando proprio in modo tale che i cantieri agiscano in continuità. Ecco, le hanno chiesto una cosa, l'alta velocità, l'alta capacità, praticamente è un progetto del passato, oggi si parla solo di ammodernamento e velocizzazione. Beh, che non è una cosa minore, nel senso che è un progetto parallelo che prende atto che la nostra rete ferroviaria può ancora essere implementata con percorrenze, con linee, quindi con nuovi treni sia merci che passeggeri, e che quindi facendo questi miglioramenti sulla rete possiamo ottenere già dei buonissimi risultati di adeguamento sia in termini di velocità che in termini di capacità. Ecco, in tutto questo contesto ci sono anche i finanziamenti a cui lei ha accennato per il polo e per il San Polo, il nodo di San Polo. Sì, appunto in questo contesto di evidenziazione dei punti critici della rete regionale si è evidenziato il polo di Udine come punto critico che adesso si sta realizzando, prima con un intervento di 10 milioni, poi con un secondo intervento che è appena iniziato di 60 milioni, la velocizzazione della linea Venezia-Trieste, il raddoppio della Udine-Cervignano, il polo del Bivio San Polo e Trieste città. Questi sono i punti sui quali stiamo lavorando con un'agenda molto serrata e che di volta in volta appunto andiamo a realizzare.